3 rose rosse dentro ad un bicchiere con dell'acqua, adagiate sul terreno accanto al cordolo dove la Citroën rossa, con a bordo Miriam Cappelletto, 52 anni, e Mara Visentin, 63 anni, ha finito la sua corsa per poi spezzarsi a causa dell'urto violentissimo e finire nel fossato. Strada Terraglio, il lungo rettilineo dove troppo spesso si spinge sull'acceleratore. Qui hanno trovato la morte le due donne, entrambe di Preganziol, in auto insieme dopo una serata passata al bingo. A speronare la loro auto, che viaggiava in direzione Mogliano, una BMW guidata da un 25enne di origini nomadi, Ronny Levakovic. Entrambe le auto viaggiavano nella stessa direzione. Miriam e Marta sono morte sul colpo. Il 25enne, sbalzato dall'impatto fuori dall'auto, è ricoverato in prognosi riservata. Un forte botto, intorno all'1:30. E siamo usciti fuori, abbiamo visto due macchine a 50 metri da qua, e c'erano già i soccorritori. Era una scena abbastanza forte, infatti alcuni vicini erano anche sotto shock vedendo la situazione. Era completamente incartocciata la macchina sul fosso. Purtroppo le due persone che erano dentro non erano più vive. È l'una passata quando l'auto condotta dal 25enne a folle velocità tampona la Citroën, la fa volare per un centinaio di metri. Mara era alla guida dell'auto, non fa nemmeno tempo a frenare, a terra ancora pezzi di lamiera. La scena che si presenta davanti ai soccorritori è pesantissima. Per estrarre i corpi straziati delle due donne dall'abitacolo, i vigili del fuoco hanno dovuto usare delle cesoie. Sul posto anche l'ambulanza e i carabinieri. Il 25enne è stato trovato già a terra, privo di sensi. Non vi sarebbero dubbi sulla dinamica, il rettilineo dove il limite è 70 all'ora, la folle velocità, forse l'alterazione dall'alcol, ma Mara e Miriam, che stavano rientrando a casa, non arriveranno mai. Si corre spesso qui? Troppo spesso. Diciamo che non passa settimana che logicamente qua sul Terraglio c'è un incidente. Bisogna fare qualcosa. Io sono un paio d'anni che insisto anche a farlo presente al comune.